Questo è tutto per te. Quanti siete? Due? Anche il tuo fidanzato, aspetta che lo fa compiare lui. Allora Melanzano, secondo lei la verdura che le ho dato dove l'ho comprata? Non ho capito. Alla CRAI. Allora, secondo lei la verdura dove l'ho comprata? Sicuramente la CRAI. Allora un applauso, dai, più forte! Allora facciamo consegnare da Alessandro. Vieni Alessandro. Allora lei si chiama? Manuela. Manuela e? Perfetto. Che cosa gli consegniamo? Buono sconto da 50 euro per i supermercati CRAI di Oristano, Eurodrink e Carros di Via Vaglia. Hai capito? 50 euro ti sei beccato, via, grande un applauso. Praticamente tu con 50 euro tu vai, che ne so, spendi 60 euro se non sbaglio, lui dà un buono da 50 e mette 10 euro. Ok, bravissimi. Allora grazie, potete tornare a posto voi. Grazie, un applauso. Hai visto la CRAI? La CRAI. Voi altri cosa avete? Noi? Papi imperatori ti bastano? Noi abbiamo Colombo che ha scoperto l'America. Ah sì? Noi abbiamo scoperto l'abbacchio. Papà lo stoccafisso! È lo stoccafisso in Norvegia, furba. Noi abbiamo CRAI. Pure noi abbiamo CRAI. Ci sono cose che fanno parte di te, a cui non vorresti mai rinunciare. Come fare la spesa in un negozio in cui ti senti a casa, ovunque tu sia. Noi abbiamo i fiori. Pure noi abbiamo i fiori. Di zucca. Dio un po'. CRAI, nel cuore dell'Italia. Allora, facciamo adesso subito il primo gioco. Eccolo qua. Che animale è questo? Cos'è? Cinghiale? No, non è cinghiale, non è troppo. Che cos'è? Che cos'è? Cosa dici tu? Aspetta, cosa dici? La talpa! È la talpa, bravo! Abbiamo da premiare invece chi c'è per Fralù. Infatti questa sera un bellissimo premio e sono contenta che lo diamo a due nostri clienti. Abbiamo un tappettino di Trussardi, un vaso di cotone per gli sposi. Bravi! Allora facciamo salire in rappresentanza di Vestis. Chiunque viene da Vestis riesce a trovare il capo adatto per ogni occasione. Un esempio di una promozione in corso: abbiamo, allora, acquistando 4 capi, il quarto capo in ordine decrescente di prezzo lo pagate soltanto €1. Ok, con questi buoni voi venite da Vestis dal 23 novembre al 19 dicembre, acquistando 100 euro avete 20 euro di sconto. Un applauso a Vestis! Vestis è una catena di negozi di abbigliamento uomo, donna e bambino. Si distingue per l'assortimento e per gli articoli sempre alla moda e competitivi nei prezzi. Inoltre, novità tutte le settimane con il rinnovamento di articoli e promozioni sempre adeguate alle esigenze di mercato. Vestis lo trovate anche ad Oristano, in via Tarros e al centro commerciale Porta Nuova. Fralù, punto di riferimento per vestire la vostra casa e il vostro intimo, tenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli anche delle migliori marche. Fralù lo trovate a Oristano, in via Tirso e al centro commerciale Porta Nuova. Prima di andare via, spero che parli un po' con me. 2 minuti per indovinare che cosa c'è qua dentro. Non è lo zaino. Non è il quaderno, tu cosa dici? Non è la
dici? Cosa hai detto? La penna. La penna? Attenzione, attenzione. A questa bambina che ha detto la penna, perché è un oggetto, vogliamo dire che cos'è? La penna. Allora, cosa vuoi dire tu? Non c'è ancora un animale. Ti dico che è peloso. Allora, dimmi. Il coniglio. Cosa dici tu? Dici? Tu cosa dici? L'orso. Cos'è secondo te? Il koala. Che cos'è un koala? Allora, cosa hai detto tu? Un canguro. Che animale è? Me lo fai vedere? Un canguro, brava! Brava, chi è la mamma? Chi è la proprietaria di questa bambina? Continua ancora, ma è telecomandata o... Allora bravi, ha vinto! Vai, vai! Grazie signora. Senta. Gliene do 15. Mi fa vedere un pochino sopra il ginocchio. Senta, facciamo così. Per 50 euro le faccio vedere dove mi hanno operato di appendicite. Sì, 50. Ce l'ha? Lo vede quel palazzo là in fondo? Terzo piano, guarda a finestra a sinistra, è l'ospedale San Martino, è lì che mi hanno operato di appendicite. Tradisce moltissimo! No, Einstein, no. Se avessi voluto dire moltissimo ti avrei detto ti tradisce moltissimo. Ti tradisce ignominiosamente. Hai capito, Einstein? Ho capito, sono mica scemosti! Ti tradisce con gli gnomi. Va bene? È contento? Bravo! Allora un applauso, dai! Ci vediamo tra poco, via! Ecco le nostre vetrine. Marvins, Oristano, Piazza Mannu 7 e Via Mazzini 50. Renolfi, Via Figoli 9 Oristano. Particolari, Via Tirso 77 a Oristano. Bebe Market, Via Verdi 34 Oristano. La tua immagine, Via Tirso 107 Oristano. Pispisa, l'Ottico, in Via Umberto 29 e Via Diaz 68 Oristano. Tencor, Via dei Muratori Oristano. Il Bernini, Via Cagliari 373 Oristano. Dorelan, Via Sebastiano Mele 3B Oristano. Ciclosport Cabella, Via Cagliari 73 Oristano. Legea Store, Via Tirso 111 Oristano. E l'Amico Fuoco, Via Figoli 117/119 Oristano. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valeggia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valeggia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di certo ho sbagliato e di colpe mio. Perché poi fa ferita e chi poi si rivela, ma quando Stop! Tu hai alzato il braccio per primo. Come? Bravo, vieni, vediamo chi ti premia.
cos'è l'amore. Il 2 è giusto, è il primo. Come scusi signora? 296? È giusto, vai! Signora! Aiuta la signora! Brava, complimenti! Non dire cosa c'è là dentro. Allora qui dentro c'è un bel premio. Chiaramente alla bambina gli fa da cappotto. Quindi cosa fa? Va dal negozio Tenerezza 2 e fa il cambio, ok? Equivalente. Bravi, un applauso, grazie! Tenerezza 2, abbigliamento e calzature bambino e bambina 0-16 anni in via Tirso 126 ad Oristano. All'interno del negozio trovate un grande assortimento delle migliori marche di abbigliamento e calzature. Mona Lisa, Il Gufo, Twin Set, Diesel, Moschino, Pinco, Naturino, Bickenberg, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per tutto il mese di dicembre Tenerezza 2 rimane aperto tutte le domeniche. In questo periodo sta effettuando una grande vendita promozionale con sconti dal 20 al 50% su seggiolini auto, passeggini, seggioloni, fasciatoi, lettini e biancheria. Tenerezza 2, via Tirso 126 ad Oristano. Telefono 0783 21 71 19. Prima di andare via, spero che parli un po' con me. Solo un momento sai, ora che la notte corre. Può essere l'ultima, buona occasione per me, di redenzione insieme a te. E niente distanza ora no, tu sei bellissima. Quindi vi faccio vedere adesso un video molto interessante, guardiamolo. Ecco, invece questa è un'immagine, mi sembra di vedere Oristano. Sì, qui siamo a Oristano. Oristano è una piccola cittadina che è circondata dalle zone umide più importanti della Sardegna, Stagni, c'è a pochissima distanza dal mare. Oristano è praticamente costruita in mezzo alla pianura, il Campidano, che è coltivata da sempre e produce appunto un'ottima qualità di riso. Eccolo qua! Cosa ha vinto? È contento? Fammi vedere il brico! Eccolo qua! Legno Brico Oristano! Legno Brico ad Oristano è il vero volto del fai da te. Oltre alla vasta gamma di prodotti per la realizzazione e manutenzione del tuo arredamento, troverai un vasto assortimento di utensili ed elettroutensili per tutte le arti e mestieri. Nello spazio dedicato a Bricodonna troverai il nuovo fai da te al femminile, dedicato alla donna, all'arredamento, alla casa e al suo tempo libero. Inoltre, negli spazi dedicati all'edilizia, all'elettrico e all'idraulica troverai tutto quello che ti serve per le piccole e grandi riparazioni domestiche, con personale esperto che saprà consigliarti per la realizzazione del tuo progetto. Legno Brico ad Oristano, fronte centro commerciale Porta Nuova. Ciao a tutti, grazie a tutti gli sponsor e grazie soprattutto a voi che questa sera avete passato qua con noi. Ma che c'avete voi? Noi abbiamo la neve, la fontina. Noi abbiamo la luce, il mare. La pastiera, ce l'avete la pastiera? Noi il silenzio, la natura e il miele. E il miele. Abbiamo il caffè, le risate, l'allegria. Ah, e pure le sfogliatelle. Ma non avete la mocetta. Noi abbiamo Crai. Ma ce l'abbiamo anche noi, Crai. Ci sono cose che fanno parte di te, a cui non vorresti mai rinunciare. Come fare la spesa in un negozio in cui ti senti a casa, ovunque tu sia. Sì, ma dal mio Crai si vede il mare. Crai, nel cuore dell'Italia.